impegno dal punto di vista del governo lo devono portare avanti adesso. Anche perché Votate in maniera favorevole dall'unanimità del Parlamento. Abbiamo i tempi del governo. Arriverà qualcosa? 6 della regione e i 2 del governo, dopodiché comunque servono altri soldi. Botta e risposta a cittadini parlamentari non Torido venerdì di Ferragosto e Riviera del Brenta. Residenti, imprenditori sono al lavoro anche oggi, anche se nei loro cuori rimane un sentimento di abbandono. Che fossero venuti a chiederci come state, cosa vi sentite, perché viene lei che lo fa per lavoro e per passione e non viene quello che è direttamente interessato. Cioè quelli sono direttamente interessati, Ogni volta che paghiamo le tasse sono direttamente interessati e a noi quando si ricordano di noi? Da buoni veneti la parola d'ordine è ripartire, anche se di soldi non si vede ancora nulla. Purtroppo i tempi del governo, i tempi delle istituzioni non sono i tempi delle imprese e né dei privati cittadini. Questo è un grosso problema. 4 anni per aspettare i soldi, come in altri esempi di altre calamità, sarebbe un periodo un po' troppo lungo per noi da sopportare, perché se superiamo i 200.000 euro, come nel caso nostro, di danni, e tornare indietro, cioè metterci 4 anni per pagare tutto e trovarsi praticamente ancora 10 anni indietro come a livello economico nostro, è un po' difficile da digerire questo. La Federcontribuenti Veneto scende in Riviera, obiettivo mantenere alta l'attenzione mediatica perché alle promesse seguono i fatti. Non si vede a un mese di distanza, non si è vista ancora un centesimo e cominciano ad avere comunque il timore che non arriverà nulla, e se voi non fate più comunque il tantam mediatico di far sapere che la situazione non sta cambiando e non sta arrivando nulla, loro sono morti. Imprenditori doppiamente colpiti, già aggravati dalla crisi, devono oggi fare i conti anche con i danni del tornado, ma si va avanti. Negli anni purtroppo, vista la crisi, sono stato costretto a diminuire sia il personale che ovviamente il lavoro, abbiamo ridotto i costi, per cui per fortuna io ho il mio negozio a Fesso d'Artico e qui avevo magazzino e deposito e un piccolo laboratorio che mi serviva, lo sto in qualche modo sto cercando di riattrezzare. Pian pianino siamo già ripartiti e con quel poco che c'è rimasto adesso acquistiamo ancora materiale, partiamo.